avevo già preparato prima del 2022, quindi ha qualche ritocco ma era vista in prospettiva, e vuole essere una presentazione che esca un po' magari da quelli che sono i soliti luoghi comuni sul cambiamento climatico, nel senso che noi il cambiamento climatico lo vediamo sempre negativo. In realtà in agricoltura, cercherò di dimostrarlo, ci sono degli elementi positivi. È chiaro che è difficile e va adattato il sistema culturale, il sistema cerealicolo, per cercare di andare incontro a quelle che sono le situazioni di cambiamento che abbiamo. Allora, brevemente, quando parliamo di cambiamento climatico intendiamo diverse cose. Ci sono alcuni aspetti che sono molto lineari e chiari, e questi sono quelli consolidati, su cui possiamo basare gli scenari futuri in maniera molto più certa. Ci sono invece degli elementi assolutamente imprevedibili, essenzialmente questo riguarda il tema dell'acqua e della disponibilità idrica. Cosa abbiamo come effetti sicuri? L'incremento della CO2 in atmosfera. Quindi la CO2 ovviamente è aumentato a seguito dell'era industriale, continua ad aumentare e cerchiamo di porci un limite anche con l'azione di mitigazione, e come ha detto anche Arnaldo in introduzione, questo è un qualcosa che interessa di nuovo l'agricoltura, perché dobbiamo cercare ovviamente di arrivare a immettere meno CO2 nell'atmosfera. L'aumento delle temperature è ovviamente la conseguenza di questo, e questo di nuovo è un andamento lineare che ovviamente non prende anno per anno, ma che se andiamo a vedere il trend, lo vedremo dopo, è consolidato. E poi c'è la concentrazione degli eventi piovosi. Dico concentrazione degli eventi piovosi, quest'anno sarebbe dire assenza di eventi piovosi, ma che vorrà dire che da qualche momento poi dovrà piovere, perché da un certo punto di vista noi stiamo sciogliendo i ghiacciai, stiamo sciogliendo i poli, acqua in atmosfera ce n'è di più, e quindi di fatto in circolo nel sistema ce n'è di più. Il problema è che questo avviene con una distribuzione delle precipitazioni che è sempre meno distribuita nel corso dell'anno. Allora, la mia presentazione vuole andare a vedere quella che è l'influenza del cambiamento climatico sulla produttività e la qualità dei cereali, quindi cercare di vedere quelli che sono dei dati anche sperimentali presi da noi per vedere l'impatto futuro che possiamo attenderci. Dopodiché provare a vedere e introdurre quelli che possono essere degli adattamenti dei sistemi culturali, e ci sarebbe tanto da dire, e io parlo ancora troppo poco di acqua in questa presentazione, quindi sarebbe tanto di più da parlare sul tema della gestione dell'acqua, su cui però è molto difficile, quindi chi ha la bacchetta magica per sapere come risolvere e gestire un'annata come questa chiaramente la usi. E poi vediamo quelli che possono essere i modelli anche di agricoltura per contrastare il cambiamento climatico, perché noi dovremo adattarci ma al tempo stesso mitigare, e quindi ovviamente adattare anche l'agricoltura dei modelli più sostenibili. Allora, partendo dall'inizio, quindi qual è l'influenza del cambiamento climatico, partiamo da quello che è certo, la CO2, quindi l'aumento della concentrazione di CO2. Allora, quella che vi riporto qua è la formula della fotosintesi, quindi abbiamo che con la CO2, l'acqua e l'energia solare noi produciamo gli zuccheri, quindi la biomassa vegetale, e emettiamo ossigeno, e quindi la CO2 diventa un elemento di input in questa formula. Di fatto più CO2 c'è, più la produzione agricola aumenta. Allora, questo è ben noto, e ad esempio questo è un esperimento che fa vedere come un riso coltivato a concentrazioni di CO2 differenti cresce. Vi ho evidenziato quella che erano i livelli di concentrazione preindustriali, quelli attuali, e si vede come la capacità fotosintetica e quindi di produzione di biomassa e poi di granella del riso è ovviamente superiore, perché la CO2 appunto è un input. Tutto questo ha a che fare con un aspetto fisiologico, e l'enzima rubisco, che è l'enzima deputato a di fatto inserire questa CO2 nelle catene poi organicare di fatto questa CO2, e questo ci dice che tanto più aumenta la CO2 l'enzima rubisco lavora di più, e quella linea blu ci dice che cresce la quantità di fotosintetati. Questo succede nelle piante C3, adesso è un tecnicismo questo, il C3 sono ad esempio il frumento, il riso, sono le piante che hanno un sistema fotosintetico che è il più diffuso in natura. Alcune altre piante in ambiente tropicale, sviluppate in ambiente tropicale dove la radiazione non è limitante, hanno sviluppato un sistema fotosintetico C4 che gli permette già di concentrare la CO2 negli stomi. Di fatto il mais è una pianta C4, si può vedere come di fatto una pianta C4 che ha già questa capacità, l'aumento della CO2 in realtà non corrisponde poi necessariamente a un aumento della capacità produttiva. Allora, ci sono degli esperimenti già iniziati da diversi decenni per andare a vedere in pieno campo quelli che sono questi impatti della CO2 sulle colture. Sono questi sistemi phase, come vedete nel riquadro, quindi si va in pieno campo ovviamente nel livello di parcelle, con un sistema che insuffla una concentrazione di CO2 aumentata, elevata, durante tutto il ciclo culturale della coltura. Uno di questi sistemi è a disposizione presso il CREA di Fiorenzuola, costa tantissimo farlo funzionare
proporzionale perché consumi delle valangate di CO2, quindi è molto molto caro. Hanno fatto 3 campagne agrarie di sperimentazioni e io ho avuto la fortuna di poter partecipare poi nelle alcune valutazioni qualitative su questa prova. Di fatto la prova, scusate, era impostata con una CO2 dell'ambiente, siamo a 405-410 ppm di condensazione di CO2, mentre invece all'interno dell'ottano la concentrazione è a 570 ppm, che sarebbe la concentrazione di CO2 che abbiamo nel 2050 attesa. Quindi quello che sarebbe la situazione nel momento in cui noi siamo a coltivare nel 2050. Allora cosa succede? A vuol dire ambientale, la CO2 ambientale è elevata. Allora noi abbiamo un aumento dell'altezza della pianta, pochi centimetri, ma soprattutto un aumento consistente della biomassa. Quindi vedete che da 14 passiamo a quasi 17 tonnellate al letto di sostanza secca. Questo corrisponde a un aumento circa del 15% della produzione di granella, mentre invece l'harvest index non cambia, quindi di fatto una maggior biomassa della pianta si traduce in un lineare e proporzionale aumento della produzione di granella. Da dove avviene l'aumento di produzione? È soprattutto legato a un effetto positivo che la CO2 ha sulla capacità di accessimento della pianta, quindi il grano accessisce di più, vedete che si passa da 700 a oltre 870 spighe metro quadro. Il numero di cariossidi per spiga, la dimensione delle spighe non cambia, diminuisce un po' il peso delle cariossidi, ma questa è una conseguenza del fatto che ha accessito di più e quindi comunque il maggior accessimento fornisce un vantaggio nella capacità produttiva. Un'esperienza di un anno si è fatta su diverse varietà, considerando anche una varietà ibrida per capire questo discorso dell'accessimento. Il Bologna ha sempre avuto un effetto, quell'anno no, ma vedete che nelle altre varietà c'è sempre stato un effetto proporzionale alla capacità produttiva. Qui ho riassunto un po' quella che sono i dati in bibliografia, quindi gli esperimenti come quello che vi ho appena mostrato che è stato fatto a Fiorenzuola, fatto in altre parti del mondo, e di fatto vedete che si conferma che un frumento produrrà il 15% in più solo per l'aumento della CO2, ovviamente a parità di tutte le altre condizioni. Un effetto un po' minore per il riso, la soia siamo sempre intorno al 15%, tutte piante che hanno questa fotosintesi con un sistema C3, mentre invece mais e sorgo che hanno un sistema fotosintesi C4 vedete che l'aumento è del 2%, ma di fatto è non significativo e trascurato. Veniamo invece a quello che è un altro effetto consolidato, l'aumento delle temperature. Allora, che le temperature siano aumentate negli ultimi anni lo sappiamo, il 2003 se vogliamo è stato l'anno più evidente di cambio delle temperature, soprattutto estive. In realtà se vogliamo negli ultimi anni sono aumentate molto di più anche le temperature nel periodo invernale, quindi inverni sempre più miti. Allora io vi porto i dati della serie storica nostra, cioè il centro sperimentale dell'università che ha sede a Carmagnola, in provincia di Torino. E quello che vedete, noi abbiamo il centro che è operativo dal 1976 con la nostra campanina meteorologica, quella che vedete è la somma termica nel periodo di coltivazione del mais, quindi facendo riferimento al mais. Di fatto i gradi utili per lo sviluppo della coltura. Somma termica è un indice che su una coltura come il mais serve per capire la velocità di sviluppo della coltura. Tanto più è alta la somma termica, tanto più è lunga la stagione culturale e potenziale utilizzabile in quell'ambiente. Allora vedete come è chiaro che noi abbiamo delle situazioni di anni che salgono e che scendono, il 2014 è stato ovviamente più fresco negli ultimi anni, ma il trend è molto evidente di crescita della somma termica. Siamo passati da 1300 a oggi che siamo a 1800 gradi utili. Cosa vuol dire questo? Beh, a Carmagnola noi possiamo seminare un po' prima, un po' dopo anche per esempio sperimentali, ma in ogni caso negli anni 80 si seminava a maggio, adesso generalmente seminiamo a marzo, con alcuni anni in cui piove, in cui inevitabilmente si va a seminare più tardi. Quindi le temperature più calde in primavera, il terreno più caldo anticipa la data di semina, ovviamente anche la possibilità di avere ibridi e genotipi che tollerano meglio i ritorni di freddo e che possiamo anticipare. Abbiamo che questo aumento della somma termica aumenta la velocità di vegetazione della pianta, quindi la pianta cresce più velocemente, questo vuol dire che a parità di semina fiorisce prima, quindi c'è un anticipo della fioritura e questo è un vantaggio perché sfruttiamo meglio la radiazione. La radiazione è massima il 21 di giugno, se il mais ha tutte le foglie sviluppate, quindi il massimo del suo LAI prima della fioritura, ovviamente sfrutta molto meglio quella che è questo input energetico fondamentale. Dall'altra parte è chiaro che se l'estate è molto calda c'è anche una velocità di maturazione maggiore, quindi c'è un anticipo della raccolta. Complessivamente noi potremmo mettere ibridi di ciclo più lungo, quindi di fatto questo aumento della somma termica si può tradurre in un vantaggio produttivo per il fatto che la stagione culturale potenzialmente è maggiore.
ovviamente se c'è l'acqua e quindi se le condizioni consentono di sfruttare questo. Qual è la differenza invece dal punto di vista della disponibilità idrica? Lo vediamo sempre sui dati di Carmagnola, qui l'ho distribuito per decenni, perché se prendiamo i singoli anni ci può capitare di tutto, quindi un anno che piove molto meno, un anno che piove di più, ma se andiamo a vedere per decenni vedete che più o meno nel ciclo colturale del mais noi abbiamo a Carmagnola 450 mm che arrivano con le piogge, no? E quindi dobbiamo restituirne più o meno altrettanti poi con l'irrigazione, quindi più o meno la periodicità è uguale. Chiaro che non è la situazione di quest'anno. Mentre invece l'evapotraspirazione, qua espressa come evapotraspirazione, cioè la capacità dell'ambiente di prelevare acqua sia dalla pianta che dal terreno, e che dipende essenzialmente dalla temperatura, non solo dalla ventosità, da tanti parametri, ma la temperatura è più importante, è aumentata perché è aumentata la temperatura media durante il ciclo culturale. Questo fa sì che i deficit idrici siano aumentati. Quindi la necessità di irrigare ovviamente aumenta, e se volete aumenta di più se facciamo riferimento a quello che ho detto prima, cioè se utilizziamo anche dei cicli di mais più lunghi che possono sfruttare meglio la radiazione e l'aumento della somma termica. Quindi avremo esigenze idriche di rigo più elevate, indipendentemente da quella che è la distribuzione delle piogge, ma semplicemente per il discorso dell'aumento della temperatura. Dall'altra parte questo problema degli eventi estremi, qui sono foto più che altro di grandinate e di trombe d'aria, cose che ovviamente con una maggior temperatura nell'atmosfera sappiamo sono più frequenti come eventi estremi. Dall'altra parte è un evento estremo anche quello di quest'anno, cioè questa è la situazione di quest'anno a Carmagnola, fino dal 1 gennaio al 30 di giugno nel decennio precedente avevamo 480 mm di pioggia, mentre invece adesso siamo a 150 mm. E abbiamo avuto già un inverno prima che, a parte delle piogge di novembre, è stato molto asciutto. L'altro dato interessante è sicuramente la temperatura, abbiamo più di un grado di temperatura media in più, che si traduce poi di fatto in una somma termica, come abbiamo visto maggiore. Allora, qual è l'impatto invece della temperatura sul frumento? Beh, sul frumento sicuramente ci può essere un anticipo della ripresa vegetativa, diciamo che in certe situazioni il grano può vegetare anche durante l'inverno senza avere una stasi. Questo può essere rischioso ovviamente, soprattutto se poi c'è un ritorno di freddo e il grano è andato avanti. L'anticipo della fioritura non è necessariamente così marcato, perché nel frumento, a differenza del mais, gioca molto di più un ruolo fisiologico legato alle ore di luce e di buio, e quindi il fotoperiodo, quindi più o meno la fioritura può anticipare col caldo, ma non di tanto. Dall'altra parte può esserci un anticipo della raccolta, ed è quello che è successo quest'anno. Carenza idrica stretta, ondate di caldo che contribuiscono in maniera importante. Di fatto, di nuovo, se facciamo riferimento a Carmagnola, noi rispetto agli anni 80 anticipiamo sempre di più il momento in cui andiamo a raccogliere i frumenti. Quindi sicuramente l'effetto delle temperature sul frumento comportano un aumento dell'attività vegetativa, ma una minor fase di riempimento, quindi la fase di maturazione tende a essere più breve. Dall'altra parte gli eventi piovosi giocano un ruolo rilevantissimo, molto più rilevante di quello che possono giocare anche da un certo punto di vista nel mais, nel senso che c'è un impatto anche più forte con la gestione agronomica. Pensate cosa è successo negli ultimi anni, 2 anni, concimavamo, ma poi alla fine il concime non era disponibile per la pianta, perché senza una pioggia che vada a sciogliere il nitrato o comunque il concime che utilizziamo, questo dice di meno. Dall'altra parte sappiamo nel frumento la problematica delle patologie, che è molto più legata agli andamenti di tutto il ciclo colturale, che quindi negli ultimi 2 anni abbiamo avuto meno danni da malattie ovviamente, ma gli eventi piovosi possono giocare da questo punto di vista. Ancora un elemento sulla temperatura, sul sistema culturale, non è l'annata da presentare questo perché i secondi raccolti non hanno funzionato ovviamente, perché è stata un'annata difficilissima da questo punto di vista, ma l'aumento delle temperature, in una condizione in cui le piogge sono ben distribuite, gioca a favore ovviamente della doppia cultura, perché noi abbiamo la possibilità di anticipare la raccolta del cereale d'annino, abbiamo la possibilità anche di ritardare un po' la semina, no? Perché l'autunno può essere un po' più caldo, e soprattutto abbiamo una somma termica maggiore che garantisce una completa maturazione, ad esempio della soia di secondo raccolto, quindi senza dover poi rischiare di andare con delle soie che in autunno non riescono a completare la maturazione. È chiaro che qual è il grosso problema, è che dopo quello che abbiamo visto quest'anno bisogna avere le piogge che siano distribuite non solo per garantire una seconda coltura che si fa ovviamente con i più bassi costi possibili, una redditività, ma permetta anche una buona emergenza della coltura. Quindi il problema più grosso è ovviamente che in un'annata come questa
e da valutare con attenzione se conviene o non conviene seminare una seconda cultura. Ancora qualche effetto sulla temperatura, non parlo di malerbe, ma si potrebbe anche aggiungere il discorso malerbe. Qua ho fatto degli esempi su delle malattie degli insetti che causano danno a mais e frumento. È chiaro che l'aumento delle temperature ha un effetto diretto anche su quelle che sono le diversità biotiche. Quindi dal punto di vista delle malerbe, soprattutto certe invasive esotiche, traggono un beneficio e c'è un adattamento di queste specie molto più facile di quanto non lo sia quello delle colture a quelli che sono gli scenari di aumento delle temperature che abbiamo visto, anche di aumento della CO2. Dall'altra parte gli insetti fanno dei cicli la piralide che fa più cicli, ovviamente tende a fare più cicli nell'anno, quest'anno di piralide è nevolata tanto. Abbiamo quindi più generazioni e un anticipo dei voli che quindi può causare un danno anche più importante al mais. Dall'altra parte sulla diabrotica conta molto la mortalità invernale, quindi inverni miti che riducono quelli che aumentano perlomeno quella che è la sopravvivenza dell'insetto e di nuovo attacchi più precoci alle radici, quindi più danni poi e minor capacità di recupero del mais. La settoria di nuovo ovviamente con le piogge ma con le temperature più alte abbiamo attacchi più precoci e ovviamente uno sviluppo della malattia molto più rapido che porta poi più velocemente a quelli che sono dei danni di disseccamento. Ora questi effetti sono legati alle temperature, molto c'è di interazione ovviamente con gli andamenti delle piogge e gli andamenti delle piogge hanno un'interazione tanto più importante quanto più parliamo di settoria, di diabrotica, meno per quello che riguarda la piralide dove le piogge si possono risolvare al volo ma giocano un ruolo molto meno importante nel contribuire a determinare una significativa o meno significativa sviluppo. Bene, adesso cambio passaggio, abbiamo parlato soprattutto di produzione e di gestione per aumentare la produzione. Nel mio intervento volevo parlare anche un po' di qualità e questa è la parte forse un po' più critica perché la produzione, come dico, può avere degli elementi positivi, sulla qualità ci sono delle attenzioni da vedere. Ritorno a quella che era la sperimentazione che abbiamo fatto a Fiorenzuola, quindi con la CO2 elevata in arancione rispetto a quella ambientale. Questo è il contenuto di proteine della varietà Bologna, quindi un frumento di forza. Nelle 3 anni di sperimentazione si vede che è più basso. È più basso essenzialmente per un effetto di evoluzione, cioè io ho prodotto molte più spighe a parità dell'azoto che ho dato, è chiaro che ho meno proteina che si è accumulata nella granella. Però in ogni caso il mugnaio va a vedere quanta proteina ho poi nel grano che ho prodotto, quindi dovrei dare più azoto. Dall'altra parte abbiamo fatto dei test serologici che dicono che in realtà si indebolisce anche un po' il glutine, quindi complessivamente noi abbiamo delle attitudini panificatori delle farine che con la CO2 elevata risultano essere peggiori rispetto a quelle attuali, soprattutto sui frumenti di forza perché agisce soprattutto su quelle che sono delle frazioni glutiniche del glutine di lunga catena che sono quelle responsabili della forza più spiccata delle farine. Dall'altra parte l'altro elemento critico è sicuramente l'aspetto sanitario, cioè è stato un po' sorprendente anche se poi in letteratura sono riportati diversi esempi su questo, ma questa è la sperimentazione e il livello di contaminazione dal deossinivalenolo delle farine del Bologna. Si può vedere come in tutte le 3 annate ci sia stato un raddoppio del livello di contaminazione del deossinivalenolo di questi frumenti rispetto alla situazione ambientale. Allora questo lo abbiamo poi visto su tante varietà diverse, adesso qua vedete ci sono poi i frumenti duri e le avene che sono molto più sensibili e capita non solo sul DON ma su tutte le micotossine, sia quelle emergenti che quelle modificate, quindi complessivamente la sanità del frumento è peggiore. A cosa è dovuto? Abbiamo fatto delle prove per capire se era il fungo che era avvantaggiato dalla condizione di atmosfera con CO2 elevata o se invece era un effetto diverso di interazione. Quello che succede è che la biomassa fungina che c'è all'interno della granella è uguale e invece è dimostrato che è la tossinogenesi del fungo che è aumentato, quindi la capacità di infettare il fungo è uguale. Quello che succede è che il fungo che arriva è molto più in grado di sviluppare e produrre tossina e accumularla nella granella. Quindi di fatto il problema grosso è un problema non tanto di prevenzione della malattia, come la prevenzione della malattia garantisce di avere meno problemi in ogni caso, ma che quando poi l'infezione avviene in quelle condizioni aumenta la contaminazione. Su mais ne sono esempi di questo tipo, ancora non si sono visti, non ci sono in letteratura, è ben noto ed è soprattutto noto a questo areale più che non al mio areale il problema ovviamente delle annate molto calde e siccitose con le condizioni che predispongono il mais a subire un attacco di Aspergillus flavus maggiore, quindi di accumulo delle aflatossine.
Vediamo ora cosa possiamo fare come adattamenti e come mitigazione. Quindi le domande che mi pongo è quali strategie per adattare i sistemi agricoli e quale agricoltura per mitigare, quindi per contrastare il cambiamento climatico. Sono due aspetti diversi, cioè l'adattamento è qualcosa che voglia salvaguardare la capacità imprenditoriale e produttiva delle aziende cerealicole. L'altro è qualcosa che dobbiamo comunque fare come richiesto, Green Deal, Farm to Fork dall'Unione Europea, ma come ovviamente i cittadini del mondo, per contrastare questi cambiamenti che sono in atto. L'adattamento e la mitigazione ovviamente sono a scale diverse, più aziendale e invece più globale, laddove l'agricoltura può contribuire a sequestrare CO2. Allora, parto da dire quali sono le fonti di CO2 che emettiamo facendo l'attività agricola. Ci sono diversi lavori, sono lavori mai facili perché fare questi studi di LCA vuol dire essere molto rigorosi in certe scelte e devi fare dei casi studio, non puoi andare a generalizzare troppo, quindi il caso studio va scelto bene per essere rappresentativo. In ogni caso questo è un lavoro fatto in pianura padana, sul frumento tenero e sul mais, vedete la percentuale della CO2 che deriva dalle diverse operazioni agricole. Quello che è molto evidente è che in azzurro la fertilizzazione e la fertilizzazione azotata è quella che ovviamente conta di più, perché i concimi di sintesi sono energivore nella loro produzione e richiedono quindi, emettono quindi CO2 in maniera più importante. Nel caso del mais vediamo che c'è una voce importante dell'irrigazione e poi le lavorazioni del terreno. Quindi cosa si possono fare? Ma sicuramente quello che viene chiesto, quello che bisogna cercare di fare è ridurre gli input che siano fonti di emissioni di CO2, quindi migliorare la gestione degli input, migliorare l'efficienza d'uso, quindi utilizzarne di meno ma utilizzarli meglio, e ad esempio l'agricoltura di precisione, il ratio variabile, tutto quello che riduce gli sprechi è in primo luogo un vantaggio in termini economici per l'azienda, ma contribuisce anche ad avere un profilo di sostenibilità migliore. Il discorso delle lavorazioni conservative è un discorso del carbon stock nel terreno, molto discusso è ancora da parte nostra a livello anche di Società Italiana Agronomia, perché a quanto pare si è esagerato nel dire i benefici dell'agricoltura conservativa in termini di carbon stock, perché se si andava a campionare più in profondità in realtà tutto il profilo forse non c'erano queste differenze così grosse. È indubbio che arare causa una mineralizzazione più veloce della sostanza organica, e quindi questo è indubbiamente un contributo a una minore capacità di trattenere il carbon stock. Dall'altra parte invece quello che è il punto che non viene mai considerato e che è il più importante di tutti, cioè utilizzare colture che abbiano una grande capacità di produrre residui colturali e che siano in grado di avere una umidificazione, una mineralizzazione più lenta. Il mais da questo punto di vista organica 7 volte la CO2 che produce, no? Quindi è un'attività positiva l'attività agricola, no? Soprattutto se andiamo a utilizzare una cultura come il mais che è in grado di fare carbon stock e quindi di trattenere effettivamente della CO2 nell'ambiente. Sugli ecoschemi qua si è fatta un po' di confusione, perché poi si parla di colture che invece il carbon stock non lo fanno, perché la soia ha una mineralizzazione molto rapida della sostanza organica, quindi non è proprio la coltura che permette di fare questo lavoro. È vero che la soia ovviamente non ha i concimi minerali azotati, quindi da quel punto di vista ha meno emissioni. Allora, possibilità di trarre quindi il vantaggio produttivo, vado alle conclusioni, del cambiamento climatico. Sul frumento noi possiamo avere per la coltura un vantaggio del cambiamento climatico laddove abbiamo delle varietà o delle condizioni che ci permettono di accessire di più, cioè l'elemento chiave dell'aumento della CO2, e questo sarà evidente e presente, permetterà maggiori accessimenti. Dall'altra parte il vantaggio per il sistema culturale, poi cereali vermini, è se c'è la possibilità e l'anticipo ovviamente di inserire con più facilità quelle che possono essere delle colture intercalari. Nel caso del mais possiamo anticipare le semine, utilizzare ibridi a ciclo più lungo, proprio perché abbiamo una stagionalità che cresce. Dall'altra parte anche per la coltura intercalare, se è mais, noi possiamo fare dei secondi raccolti di mais con una durata del ciclo più lungo anche nell'autunno. Ovviamente questi tre punti qua possono funzionare solo se c'è la disponibilità di acqua, perché è chiaro che questo è l'esempio dell'annata dove questi che sono dei potenziali vantaggi si possono esprimere solo laddove il governo dell'acqua ci possa aiutare. Quali possono essere quindi le strategie di adattamento dei sistemi cerealicoli? Quindi noi dobbiamo cercare di ridurre questi stress e gli effetti negativi anche sulla qualità, che vi ho detto sono molto evidenti, e questi sono appunto indipendenti, non necessariamente solo legati all'andamento più alternato delle condizioni pluviometriche. Per l'aumento della CO2 abbiamo visto minor proteina e forza degli impasti, rischio micotossine. Questo vuol dire più attenzione alla concimazione azotata, più attenzione alla difesa.
L'aumento della temperatura, quindi questi due elementi che sono appunto più lineari nel cambiamento, abbiamo un allungamento dell'attività vegetativa, quindi più necessità di sostenere la pianta nella sua crescita, irrigazione e azoso di nuovo, riduzione del periodo di riempimento, e qua ovviamente abbiamo bisogno di genotipi che siano in grado di adattarsi a queste nuove fasi di sviluppo, e poi la difesa che diventa di nuovo più difficile perché gli insetti, i fitofagi e le malattie sono stimolati dall'aumento delle temperature, quindi di nuovo la difesa. Qual è il problema? È che concimazione e difesa sono in contrasto con gli interventi di mitigazione, cioè noi abbiamo detto prima che per produrre meno CO2 dobbiamo concimare di meno, però andiamo incontro a una situazione di cambiamento che ci richiederà, per mantenere la stessa qualità, delle condizioni in cui dovremo puntare su questi aspetti. Dal punto di vista degli eventi estremi, essenzialmente pioggia, se si parla di grandine è chiaro che lì sono gli strumenti assicurativi l'unica cosa che può ovviamente svolgere un ruolo. Per quello che riguarda la gestione dell'acqua è complessissimo, ma se non è un anno come questo quello che ci permette di intavolare e strutturare dei discorsi, è chiaro che non muoviamo più il tema a livello territoriale e politico, difficilmente non potremo farlo se non dopo un anno come questo. Quindi invasi, infrastrutture, anche gestione dei consorzi irrigui e anche le tecniche di irrigazione. Quindi quali sono le soluzioni per garantire l'adattamento e la mitigazione? Per concludere, sicuramente in ogni areale bisognerà valutare bene la scelta della coltura più efficiente rispetto a quelle che sono le condizioni di stress attese e la capacità produttiva che si può garantire. Si è introdotto, stiamo parlando del mais, stiamo parlando della soia, e purtroppo è un fenomeno che va avanti da 20 anni e ovviamente è da capire quanto questo ci permetta di gestirlo. Dall'altra parte dobbiamo puntare su quelle che sono le innovazioni genetiche e agronomiche, agrotecniche alternative efficaci. Da questo punto di vista sicuramente il problema della tolleranza agli stress idrico in particolare è importante, la gestione attenta dell'irrigazione, innovazione nei sistemi irrigui. Io adesso scrivo soprattutto alle articolate, ma perché dal mio punto di vista è la soluzione più flessibile se pensiamo a quest'anno, nel senso che con l'articolate io posso anche comunque fare una bagnatura per far nascere un secondo raccolto, cioè è quello che più flessibile si adatta alle diverse condizioni, ma in ogni caso qualsiasi sistema che sia più efficiente. Torno a dire, anche i sistemi più tradizionali, lo scorrimento che tanto si fa in Piemonte si può fare meglio, ha delle valenze ambientali e di gestione e di mantenimento della falda anche a valle che non sono da trascurare. È un discorso complesso, non si può solo dire che l'irrigazione a scorrimento ha degli elementi di inefficienza, è efficiente per il sistema in generale, ma si può migliorare. Dall'altra parte genetica, biostimolante, sono tutte innovazioni che possono aiutare a prevenire il tema degli stress. L'aumento dell'efficienza d'uso dei fattori produttivi, quindi usare meglio concimi, agrofarmaci, acqua, genetica, formulati, tecniche di distribuzione, agricoltura di precisione, sono tutte tecnologie che si stanno sviluppando e che devono essere adattate alle condizioni a cui andremo incontro e che stiamo vivendo. Anche tutto quello che è una valorizzazione ovviamente di economia circolare, di recupero. E poi strategie di nutrizione e difesa alternative, questo è di nuovo molto presente adesso con il tema del New Green Deal, del Farm to Fork, biofertilizzanti, simbiosi, biocontrollo, riduzione di resistenza, sono tutte tecniche di cui bisogna andare a fondo per capire meglio la portata. È chiaro che questo è evidenziato, il tema dell'acqua quest'anno è centrale e ci dice che sarà centrale nei prossimi anni. Infine due conclusioni sugli aspetti più politici. La strategia politica oggi è molto focalizzata nella sua narrazione a ridurre l'energia per il sistema, quindi a dire produciamo consumando di meno, è molto legato a dire riduciamo gli input. D'altronde Farm to Fork ci dice 50% in meno di agrofarmaci, 20-30% in meno di azoto. In realtà bisognerebbe considerare meglio quella che è l'efficienza del sistema, cioè quanta CO2 siamo in grado di organicare, quanto siamo efficienti nel produrre a parità di input che andiamo a utilizzare. Quindi è molto più questo un discorso di efficienza che sarebbe più corretto, altrimenti rischiamo di produrre quello che dice sempre: produciamo poco qua perché usiamo pochi input, ma poi a livello mondiale da qualche altra parte da mangiare bisognerà produrlo e quindi le emissioni di CO2 a livello mondiale non riducono. E infine sicuramente questo tema delle infrastrutture, della gestione dell'acqua, che è un tema molto più grosso che andrà affrontato tutti gli attori coinvolti con grande attenzione. Io vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente sono qui disponibile per